In arrivo sulla Liguria nelle prossime ore la prima vera ondata di freddo della stagione, temperatura in picchiata rispetto ai valori attuali, prossima settimana possibile la neve a quote collinari. Il giorno dopo la conversione in legge del decreto Genova, le istituzioni pronte a rimboccarsi le maniche e portare avanti in fretta demolizione e ricostruzione, intanto dissequestrato il pillone crollato. 18 mini appartamenti a canone agevolato per anziani ultra 65enni in difficoltà. Li mette a disposizione la Fondazione Marini di Lavagna. Le domande vanno presentate entro il 15 dicembre. In preparazione alla Giornata Mondiale dei Poveri, la testimonianza di Giulia e Danilo, missionari nella regione di Cusco in Perù. Partiranno fra qualche giorno per stare 2 anni fra i più poveri. Approvata dai vescovi la nuova traduzione del Messale romano. Sarà pubblicata il prossimo anno e conterrà la nuova versione della penultima invocazione del Padre Nostro. Le vele di Didi Coppola in mostra a Chiavari, omaggio al celebre illustratore chiavarese nello spazio espositivo di Via Bighetti sino all'8 dicembre prossimo. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. Dunque in arrivo il freddo sulla nostra regione. Nelle prossime ore infatti è previsto l'arrivo di aria di origine continentale che porterà ad un brusco e repentino abbassamento delle temperature con la possibilità di fenomeni nevosi anche a quote collinari. Cosa dobbiamo aspettarci dunque per i prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto ai previsori del Centro Meteo Ligure che oggi si trovavano a Rovereto per partecipare con la loro associazione al Festival Italiano della Meteorologia. Sentiamo. Il primo abbassamento, per la verità lieve, delle temperature si è avvertito già questa mattina, ma sarà dalle prossime ore che, portato dal vento di tramontana, il freddo farà il suo ingresso in grande stile sulla Liguria e sulle riviere. Le prime avvisaglie si registrano già in Val d'Aveto, dove tra le minime della mattina spiccano i meno 1,3 gradi del Montebue e gli 0 gradi della piana di Rezzoaglio. In questa località e non solo, avvertono i previsori del Centro Meteo Ligure, nei prossimi giorni la temperatura è destinata a scendere ben al di sotto di questo valore. Sui nostri territori liguri in queste ore sta entrando dell'aria relativamente più fredda di origine continentale, è indicativo il valore sotto zero a meno 1,5 del Montebue che segnala l'afflusso di questa massa d'aria diversa in quota. E chiaramente per le prossime ore questo afflusso d'aria fredda andrà ulteriormente ad incrementarsi, è previsto poi quindi un trasferimento di questa massa al suolo accompagnato da venti più freddi che proprio acuiranno la percezione di freddo anche sulla costa, quindi aspettiamoci al lato del versante marittimo chiaramente un clima più secco originato dai venti di tramontana e di Grecale. Nell'entroterra invece degli addensamenti potrebbero scorrere a cavallo del weekend anche domenica mattina, non escludiamo al confine col Tosco-Emiliano i primi fiocchi di stagione, ma il contesto per gran parte della regione starà asciutto con aria ovviamente frizzante. Questa situazione si potrebbe protrarre, come abbiamo visto anche dalle mappe meteorologiche, per il proseguo del mese di novembre, per la chiusura del mese, quindi passeremo da una situazione di sopramedia termica a una situazione di sottomedia, quindi con il freddo che sarà appunto amplificato da soventi giornate di tramontana. Una previsione è quella del presidente di Limete che arriva direttamente da Rovereto, dove i soci della realtà sono presenti con uno stand al Festival della Meteorologia. Il Festival della Meteorologia, incontro di meteo appassionati ma anche professionisti del settore. A proposito di professionisti, abbiamo avuto l'occasione di scambiare 2 chiacchiere anche con Andrea Giuliaci del centro Epson Meteo, a cui abbiamo omaggiato di un calendario Limete che andrà fra poco in distribuzione. Andiamo a Genova con la cronaca. Il giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, ha dato il via libera alla rimozione dei resti e detriti della pila 9 del ponte Morandi, quella crollata lo scorso 14 agosto. Si tratta di rimuovere il cavalletto della struttura e una parte di impalcato che poggiava sopra il moncone. I lavori, ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, dovrebbero iniziare domani oppure lunedì. Intanto commenti fiduciosi sui contenuti del decreto Genova, approvato ieri dal Senato, arrivano anche da parte del presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l'emergenza Giovanni Toti, che insieme a Bucci hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Sentiamo proprio una sua dichiarazione. È stata una giornata, mi pare anche come è stato tutto il percorso di questo decreto, un po' turbolenta, ma credo anche
che il percorso parlamentare di questo decreto abbia notevolmente migliorato il testo del decreto stesso, grazie anche alla collaborazione al Vice Ministro Rixi, che non solo è Vice Ministro delle Infrastrutture, quindi direttamente interessato, ma anche genovese, quindi conosce bene la situazione e la realtà. È stato fatto, pur partendo anche su posizioni diverse, soprattutto con il Movimento 5 Stelle all'inizio, un decreto che nella sostanza ritengo molto migliore della prima stesura, e non è una cosa che accade sovente che il Parlamento migliori i decreti legge, anzi normalmente li peggiora. Restano ovviamente tutta una serie di cose da limare, sistemare, costruire, ci mancherebbe altro. Tutte le posizioni politiche della vigilia sono opinioni legittime, io mi tengo le mie che voi conoscete, ma in questo momento direi che siamo nelle condizioni di lavorare, quindi lavoreremo rimboccandoci le maniche con quella leale collaborazione istituzionale che è per tutti noi il primo dovere, visto che siamo eletti ancora prima di fare politica, ancora prima di ogni altra cosa. Quindi penso che ci siano le condizioni per fare presto, per fare bene, mi auguro che sia davvero così. E la Giunta regionale ha dato il via libera alla proroga dei termini per i comuni costieri per l'utilizzo dei fondi per gli interventi di riqualificazione, difesa della costa e ripascimento. Notizia questa che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. Si tratta di stanziamenti assegnati annualmente da parte della Regione. La norma regionale prevede infatti che ogni anno vengano assegnati i contributi derivanti dall'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittimi. I comuni normalmente possono utilizzare queste risorse nei 12 mesi successivi e terminare quindi i lavori entro il 31 dicembre. A causa della violenta mareggiata del 29 ottobre scorso, che ha colpito tutta la Liguria e portato ingenti danni alla costa, molti comuni che non avevano ancora avviato i lavori hanno dovuto ovviamente rivedere le proprie priorità a causa dei danni. Per questo i termini per la conclusione di questi lavori è stato spostato al 30 aprile 2019. E i lavori in corso di svolgimento all'interno del parco di Portofino sono da considerarsi di somma urgenza e hanno natura temporanea e non intendono multare in modo permanente e rilevante il territorio. Nessuna amministrazione vuole realizzare strade carrabili aperte a tutti, ma soltanto un tracciato che possa collegare in caso di necessità Paraggi e Portofino. Lo ha ribadito quest'oggi il Consiglio di amministrazione dell'ente parco riunitosi a Santa Margherita Ligure. Erano presenti alla riunione i sindaci di Santa Margherita, Portofino e Camogli, il presidente della comunità del parco e alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Quella che si sta sistemando a Portofino Cunve è una pista forestale che, messa in sicurezza e migliorata, potrà rendere disponibile in caso di necessità e urgenza un accesso a Paraggi e Portofino per i mezzi di soccorso, di antincendio, di protezione civile e di servizio. Inoltre da Nozzarego verrà reso fruibile un sentiero percorribile eventualmente da motoveicoli autorizzati solo ed esclusivamente durante la fase emergenziale. È stato poi apprezzato da tutti nel corso della riunione l'intervento svolto sulla pista forestale Portofino Mare e Portofino Vetta da parte del Genio Militare grazie al sostegno di Regione Liguria. E da questa settimana è possibile presentare domanda per poter usufruire dei 18 alloggi a canone agevolato messi a disposizione a Lavagna dalla Fondazione Giuseppe e Luigi Marini. Inaugurati recentemente al termine di un lavoro di riqualificazione, sono a disposizione di tutti gli ultra 65enni del Tigullio che si trovano in condizioni disagiate. È possibile ritirare la documentazione e presentarla poi compilata ogni martedì e giovedì nell'ufficio di Via della Pace, dove si trovano gli alloggi, dalle 10 alle 11:30 fino al 15 di dicembre. Sentiamo. Noi martedì al venerdì dalle 10 alle 11:30 siamo presenti nell'ufficio che è qui alle mie spalle, dove consegniamo i moduli, dove ci sono tutti gli allegati da inserire e i dati da fornire, che sono in prevalenza l'ISEE, sono l'eventuale sfratto, sono la situazione familiare, eventuali figli, coniugi e quant'altro. Chi può presentare questa domanda? Siamo in prevalenza, diciamo che sono rivolte a persone oltre 65 anni che sono qui residenti nel territorio, quindi i comuni di Lavagna, Cogorno, nei comuni limitrofi, no? Che abbiano raggiunto prevalenza 65 anni, perché diciamo la volontà del benefattore era quella di favorire delle persone anziane, sole, ma bisognose di cure.
Gli appartamenti sono molto belli, sono stati, come dire, concepiti appunto per questo tipo di intervento, sono sui 40 metri, sono composti da una camera, da una cucina, da un ingresso, una sala, e servizi igienici, sono dotati di ascensore, c'è una caldaia, quindi riscaldamento centralizzato, quindi sono stati fatti con tutta l'attenzione e le cure appunto per le persone anziane. Quanti appartamenti sono e in che modo verrà stilata comunque la graduatoria una volta chiuse i termini per presentare le domande? Gli appartamenti sono 18 complessivi, la graduatoria verrà stilata tenendo conto appunto dell'età, tenendo conto dell'ISEE, quindi del reddito della persona, della sua eventuale famiglia, del numero di familiari che uno possa avere, calcolando che gli appartamenti sono per una, massimo 2 persone. E tenendo conto se una persona ha lo sfratto, le condizioni di salute, l'eventuale inabilità o invalidità, quindi tutti quei valori che vengono, come dire, considerati nell'edilizia residenziale pubblica, ecco, e nell'arte, nelle case popolari. Ecco. Una struttura che è all'avanguardia, non ce ne sono così di questo tipo nel nostro territorio? Ma che mi risulti no, non ci sono, non mi risulta che ce ne siano, questa è stata concepita proprio nuova, quindi probabilmente ci possono essere altre forme magari in altri comuni, ma come questa credo che sia l'unica. 20 nuove telecamere per Santa Margherita Ligure, l'impianto di videosorveglianza che nel 2014 contava 220 unità, arriverà ora a quasi 130 telecamere in più grazie ad un finanziamento di 105.000 euro da parte del Ministero dell'Interno. Questa somma copre la quasi totalità della spesa per l'intervento che ammonta in tutto a 130.000 euro. L'installazione inizierà non appena saranno completati i passaggi burocratici e avverrà nella zona compresa fra via Cervetti Vignolo, piazza San Bernardo, Corso Matteotti e il parcheggio del campo sportivo. Nel progetto è prevista la posa della fibra ottica tra piazza San Siro e il campo sportivo. Ieri sera si è svolto in comune a Chiavari un incontro tra l'amministrazione comunale e i frontisti della strada interpoderale di Caperana Alta per discutere le criticità e i prossimi interventi da realizzare per la messa in sicurezza di tutta la zona. Oltre ai rappresentanti dell'amministrazione era presente il geometra Claudio Castagnino, incaricato per effettuare i rilievi necessari ad una stima complessiva dei costi dell'intervento. È stato presentato l'iter per l'acquisizione graduale della strada. Il primo passo propedeutico e necessario è la cessione bonaria gratuita dei terreni da parte dei proprietari frontisti, a cui seguirà l'acquisizione della strada al patrimonio comunale. Il successivo intervento di manutenzione straordinaria verrà suddiviso in 3 lotti. Il primo interesserà la porzione di strada di circa 800 metri compresa tra la curva di San Lazzaro e la prima zona pianeggiante e vedrà la realizzazione di diverse opere di contenimento del terreno attiguo alla strada, l'allargamento e la messa in sicurezza della carreggiata. Una spesa questa stimata in circa 300.000 euro. L'intervento nel suo complesso si presenta molto costoso, arriverà sui 2 milioni di euro. La spesa però sarà spalmata su più anni, come ha spiegato nel corso della riunione l'assessore Massimiliano Abisso. Al termine della riunione il Comitato Cittadino Caperana Case Sparse ha ringraziato l'amministrazione per il dialogo positivo e costruttivo che ha caratterizzato l'incontro. E sono in fase di ultimazione sulla A12 a Sestri Levante i lavori per l'installazione delle barriere fonoassorbenti sul tratto autostradale che costeggia il quartiere della Lavagnina, un intervento che i cittadini attendono da tempo. È stato installato oltre 1 chilometro di pannelli, 460 metri nel tratto verso Genova e 600 metri nel tratto in direzione La Spezia, per un investimento totale di 6 milioni di euro da parte di Salte. Si avvia così alla conclusione il percorso portato avanti da diversi anni dal Comune, che si è sempre fatto parte attiva nel sollecitare il concessionario e il Ministero delle Infrastrutture a realizzare l'intervento. La cronaca adesso aveva raccolto più di 8.000 file dal contenuto pedopornografico. Per questo motivo un operaio edile di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia Postale di Genova dopo una lunga indagine. L'uomo, che aveva già subito in passato una condanna per tentata rapina e violenza sessuale ai danni di alcune donne, di cui una minorenne all'epoca dei fatti, era da tempo seguito dagli investigatori perché trovato in possesso di materiale informatico illegale. A fronte della pericolosità sociale del quarantenne e del pericolo di reiterazione del reato, il GIP di Genova Paola Faggioni ha emesso nei suoi confronti il provvedimento cautelare. Il materiale informatico sequestrato è ancora al vaglio degli investigatori.
Voltiamo pagina adesso. Domenica si celebra la seconda giornata mondiale dei poveri, un'occasione, ha scritto Papa Francesco, per ascoltare le povertà, rispondere ad essa e liberare chi vive in difficoltà. Oggi vi presentiamo la testimonianza di Giulia e Danilo, due giovani sposi dell'Operazione Mato Grosso che hanno ricevuto a ottobre la croce missionaria dalle mani del Vescovo. A breve partiranno per 2 anni di missione in Perù. Sentiamo. Partiranno fra qualche giorno per il piccolo paese di Lucma, nella regione di Cusco, in Perù. Danilo e Giulia Roccati, sposi da 6 anni, hanno 3 bambini, Pietro, Gioele ed Elia. Questa è la loro terza esperienza di missione con l'Operazione Mato Grosso. Senza presunzione, con l'umiltà di chi vede il proprio contributo come il piccolo obolo della vedova del Vangelo, hanno avuto a che fare con la povertà in innumerevoli forme. A me la prima volta che siamo andati in missione mi aveva molto scosso il fatto che erano loro i primi a regalarti qualcosa invece di essere loro a essere arrabbiati con la vita, diciamo. Per noi sono persone che abbiamo conosciuto e con cui siamo diventati anche amici. Ci hanno insegnato a fare tante cose con poco e poi mi hanno insegnato a provare a essere più buono sostanzialmente. E quindi provare a essere il primo io a regalare agli altri senza aspettarsi niente in cambio. E io nella testa ho delle scene, dei momenti, dei flash di queste persone che lavorano a testa bassa, continuano la loro vita tutti i giorni, tutto il giorno, tutto l'anno. E io invece magari mi arrabbio se la domenica non vedo la partita o se non vado, capito? Ecco, queste flash qua. Oltre alla povertà materiale di qualcuno che ha fame, è difficile soprattutto vedere i dolori, le persone che stanno male, che magari non lo urlano, non lo gridano, quindi devi proprio aprire un po' gli occhi, devi andare un po' oltre l'apparenza e vedere chi hai vicino. A Lucma l'obiettivo sarà quello di aprire una piccola scuola di falegnameria per levare i bambini alle soglie dell'adolescenza dalla strada e spesso dalla solitudine e dare loro un futuro. Da qui l'impegno di Giulia e Danilo si può sostenere a distanza. Tante famiglie, anche di amici, gli hanno detto: prendetevi a cuore un bambino, li fate un po' da genitori da lontano, noi vi mandiamo foto, filmati. Insomma, per loro, anche se qua noi chiediamo un 30 euro al mese, 360 euro l'anno, che diciamo sia un caffè al giorno, no? Qua ti liberi di un caffè al giorno, là gli cambi la vita, quindi fai proprio la differenza. Nel quadro del rinnovamento della liturgia avviato dal Concilio Vaticano II, la 72esima Assemblea Generale della CEI ha approvato la traduzione della terza edizione del Messale romano, ma spiega il Presidente, il Cardinale Bassetti, ci vuole ancora un po' di tempo per la sua pubblicazione e quindi anche per la nuova versione del Padre Nostro, in cui si pregherà non abbandonarci alla tentazione invece di non indurci in tentazione. Così, dopo un percorso durato 16 anni, la nuova edizione del Messale contribuirà, scrivono i vescovi nel comunicato finale, al rinnovamento della comunità ecclesiale nel solco della riforma liturgica. Per dare sostanza a questi temi si è evidenziata l'opportunità di preparare una sorta di riconsegna al popolo di Dio del Messale romano, con un sussidio che rilanci l'impegno per la pastorale liturgica. Noi abbiamo chiesto un approfondimento al biblista Don Claudio Doglio. Sentiamo. Perché si è sentita la necessità di questo cambiamento, Don Claudio? Perché la formulazione tradizionale dava adito ad una cattiva interpretazione, dava l'impressione che Dio Padre ci mettesse nella tentazione, fosse Lui a metterci in una posizione di pericolo o di tentazione al male. Di fatto il senso non era quello. E quindi la nuova traduzione è un tentativo di rendere meglio l'originale greco. Il Padre Nostro è stato insegnato da Gesù in una lingua semitica, aramaico o ebraico, però noi l'abbiamo nel Vangelo secondo Matteo in greco. Probabilmente fu il primo passaggio dalla lingua semitica al greco del Nuovo Testamento a creare un problema. Gli apostoli non dovevano essere grandi letterati greci e quindi tradussero in greco quella forma ebraica con una stornatura e venne fuori l'espressione eisenenche,
che corrisponde perfettamente al latino inducere e che è stato tradotto in italiano con indurre, non indurci in tentazione. Però il senso non è quello di non metterci alla prova, bensì è l'invocazione che il figlio rivolge al papà: non lasciarmi andare nel momento del pericolo, tienimi per mano perché sto camminando sul burrone. Quindi la traduzione non abbandonarci nella tentazione esprime meglio il senso originale, quindi è una correzione della traduzione e come tutti sanno le traduzioni sono sempre perfettibili. Il testo originale greco nessuno potrà mai cambiarlo. Le traduzioni in italiano, in francese o in tedesco possono cambiare a secondo dell'evoluzione della lingua. L'associazione Semi di Speranza Onlus ha compiuto 10 anni. Il gruppo di volontariato che sostiene l'opera Madonnina del Grappa nelle attività caritative sul territorio di Sestri Levante per seguire la realizzazione di progetti nella missione in Ruanda ha tagliato questo traguardo. In occasione del 10° anniversario di fondazione, l'associazione invita tutti, amici e sostenitori, domani alle 18:30 nel santuario di Cristo Re all'interno dell'opera Madonnina del Grappa per la messa, a cui seguirà una cena solidale il cui ricavato servirà a sostenere le attività dell'ente. L'abbazia di Sant'Andrea di Borzone celebra con qualche giorno di anticipo rispetto alla memoria liturgica la solennità del titolare nella chiesa abbaziale. Domenica alle 15:30 la liturgia del Vespero e la messa solenne, a cui seguirà la benedizione e distribuzione del pane e il bacio della reliquia. Animerà la liturgia la corale ecumenica chiavarese. Sarà un'occasione in particolare per pregare per l'unità delle chiese cattolica e ortodossa. Siamo alla cronaca, uno straniero senza fissa dimora è stato arrestato per tentato furto. I carabinieri, nel corso di un servizio di osservazione e controllo del territorio, lo hanno sorpreso mentre cercava di impossessarsi di alcuni attrezzi per il fai da te custoditi all'interno di un bungalow nel campeggio di Carasco. Un uomo di 60 anni è caduto da un albero questa mattina mentre stava lavorando nella zona di Via dei Garbuggi a Levi, rompendosi un braccio. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10. Soccorso dai medici del 118, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Le sue condizioni comunque non erano preoccupanti. Da gennaio 2019 l'installazione di sistemi di videosorveglianza sarà requisito indispensabile per ottenere o mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle strutture sociosanitarie che ospitano anziani o persone disabili. È quanto prevede la delibera varata oggi dalla Giunta regionale che su proposta della vicepresidente Sonia Viale approva da un lato la revisione e l'aggiornamento del manuale di autorizzazione relativamente ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici richiesti e dall'altro le procedure per l'accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale. E torniamo adesso a parlare della mareggiata nel Tigullio occidentale. Nei giorni scorsi a Santa Margherita i pescatori hanno chiesto e celebrato una messa per dire grazie per il fatto che la mareggiata non abbia fatto né morti né feriti. Vediamo. Perché avete voluto fortemente questo momento di preghiera? Un ringraziamento, perché comunque una nottata come c'è stata, con i marosi, le onde, il vento, è stato veramente un miracolo che nessuno si è fatto veramente male. È bello vedere tante famiglie riunite, è un segno di speranza per poter ripartire. Ma certamente, adesso il nostro motto è ripartire e in tutte le cose non si può mollare, speriamo nell'aiuto dall'alto che qualcosa di buono venga. Può raccontare in un flash com'è stata quella notte, come l'avete vissuta? Quando si è in queste situazioni non ci si pensa il giorno dopo a quello che è successo, a cosa si è rischiato, alle famiglie che lasciavamo succedeva veramente qualcosa e qui è stato veramente un dolore, perché poi quando vedere le barche che si picchiano una contro l'altra, che rompono gli ormeggi o una peschereccio di noi che è andata a fondo comunque, è un pezzo di vita che si porta via, un pezzo della nostra storia, della nostra cultura, è stata dura. Avete avuto grandi danni? Un peschereccio a fondo, 3 pescherecci con danni rilevanti, altri 2 o 3 con lievi danni, gli altri pescherecci sono fortemente salvati. Adesso le problematiche quali sono per voi? Ricostruire e partire, perché non bisogna pensare solo ai danni alle barche, bisogna pensare a tutto quello che c'è intorno. Il porto non va visto come un
una cosa a sé, un porto è un abbraccio, un porto rifugio. Alla sera quando rientriamo lasciamo la barca qua dentro e ci possiamo andare a casa tranquilli e sappiamo che all'indomani mattina la ritroviamo per ripartire. Si riesce a collaborare con le altre forze cittadine? C'è un clima di unione secondo lei? Ma il clima di unione si è visto il giorno dopo, quando il senso civico delle persone si è stretto e ha iniziato a ripulire la città, a dare una mano, a poter fare quello che poteva. Ci stiamo collaborando e forse il bello è anche questo, che nelle calamità può ritrovarsi tutti quanti e aiutarsi uno con l'altro. E restiamo a Santa Margherita Ligure perché anche quest'anno il Comune, su invito dei familiari di Luca, sammargheritese mancato nel luglio del 2017, ha aderito all'iniziativa Facciamo luce sul tumore al pancreas, organizzata sul territorio nazionale dalla Fondazione Nadia Valsecchi. Ieri sera e questa sera la facciata del municipio di Piazza Mazzini sarà illuminata di viola. Consiglieri regionali schierati per ribadire un no forte e deciso contro la violenza sulle donne. L'iniziativa rientra fra le manifestazioni programmate dalla Regione in vista del 25 novembre, quando sarà celebrata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nessuna scusa è l'imperativo che ricorre contro ogni giustificazione di qualsiasi forma di violenza. Alla campagna partecipano anche gli assessori della Giunta guidata dal presidente Giovanni Toti. Nel corso del Salone Orientamenti 2018 l'Istituto Caboto di Chiavari ha ricevuto il premio di 1.000 euro per aver vinto la fase provinciale del concorso Premio Scuola Digitale. Il lavoro è stato realizzato grazie agli studenti della quinta C Luca Calabrese e Carlotta Solari con il coordinamento della professoressa Virginia De Marchand ed è incentrato sugli scambi culturali fra stati limitrofi, cui hanno partecipato anche gli studenti del Caboto. Ed è stata inaugurata questo pomeriggio a Chiavari una mostra dedicata al celebre illustratore Didi Coppola. Si tratta di una raccolta di suoi disegni messi a disposizione dalla moglie e allestiti nello spazio espositivo del Laboratorio Casoni di via Bighetti. La mostra, dal titolo Le Vele, resterà aperta sino all'8 dicembre prossimo con orario 10-12 e 16-19. Siamo andati a vedere. Queste sono opere che la gente non sa la differenza tra illustratori e pittori. L'illustratore aveva proprio la funzione di illustrare, cioè di solito adesso diamo per scontato col computer, col digitale puoi riprodurre qualsiasi cosa, invece una volta tu dovevi disegnare e quindi Didi disegnava le copertine per i più grandi case editrici del mondo, dalla Penguin alla Book, a Mondadori, Curcio, e facevano quelle che erano le enciclopedie del ragazzo e quindi c'era bisogno di questa invenzione, di questa praticità. C'è un tratto, una caratteristica particolare che contrassegnava queste realizzazioni di Didi Coppola? Beh, Didi Coppola intanto era un uomo di grande vaglia, come si direbbe allora, e di buona famiglia, e quindi lui era molto preciso quando faceva queste rappresentazioni a non sbagliare nelle macchine, soprattutto d'epoca, negli abbigliamenti. Poi lui era famosissimo per le uniformi. Lui riusciva a distinguere una brigata scozzese da una brigata irlandese, era preciso nelle insegne, nelle mostrine, era perfetto. Questa era una gran classe. Ha un suo ricordo personale di Didi Coppola? Più di uno. Didi Coppola, intanto io l'ho conosciuto quando lui è ritornato dall'Inghilterra negli anni 70, praticamente abbiamo avuto i bambini insieme nel 73-77, ci siamo frequentati, abbiamo fatto anche dei lavori assieme, ad esempio la Poliana del Nelson, io l'ho scolpita, lui me l'ha dipinta e poi eravamo legati in qualsiasi momento potevamo raccontarci qualcosa, pur essendo un uomo che era lui del 29 io del 44. Era giusto che Chiavari se ne ricordasse sì, anche attraverso questa mostra? È importante ricordarlo perché sono quelle figure maschile e quindi è giusto che la gente conosca e questa mostra durerà fino all'8 dicembre, quindi io mi auguro che la gente venga a vedere un grosso personaggio dell'arte. In occasione della Notte dei Talenti, nel contesto della 23esima edizione di Orientamenti, tra le produzioni teatrali vincitrici del bando Il dialetto sale sul palco, il Comune di Chiavari per lo spettacolo teatrale Liguritudine, realizzato in collaborazione con le associazioni culturali La Contrada e Scena Madre, l'associazione EU Castello e il Villaggio del Ragazzo, e ha ricevuto la menzione primo classificato nella sezione miglior composizione teatrale. L'opera, interamente in lingua genovese, ha visto l'utilizzo di diverse forme d'arte, canzoni, coreografie, recitazione, scenografie e video originali.
E appuntamento nel weekend al golf di Rapallo con il foot golf, ovvero il golf giocato con i palloni da calcio. Domani si svolgerà la tappa finale di Lega Foot Golf con la presenza dei migliori 90 giocatori a livello italiano. Il torneo si svolgerà in mattinata lungo le 18 buche del campo di Rapallo. Dopo il pranzo la premiazione dei migliori e si svolgerà una gara nazionale a coppie. Domenica invece appuntamento con la prima Fideuram Cup che vedrà la partecipazione di alcuni nomi del panorama sportivo e calcistico nazionale e internazionale come Ivano Bonetti, Paolo Di Cagno e Dino Baggio. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 17 novembre. Nella Torre dei Doganieri a Seste Levante prosegue il ciclo di incontri psicoanalisi e pratiche sociali. I lavori prenderanno il via alle 9:15 sul tema il trauma infantile e la lezione della psicanalisi. Relatore sarà lo psicologo Andrea Iommi. Il Centro Famiglia Tiguglio, nella sua sede di via della Cittadella a Chiavari, propone l'incontro DRIN Inizia l'asilo, famiglie, insegnanti e bambini alle prese con un nuovo percorso educativo. Interverrà Silvia Rota, coordinatrice pedagogica del distretto sociosanitario 15, l'inizio è alle 10. A partire dalle 10:30 laboratorio per famiglie con bambini al Museo Archeologico di Chiavari. L'iniziativa rientra nell'ambito della mostra Chiavari, dischi, donne, dati archeologici. Alle 15 all'Ascito Cuneo di Calvari a San Colombano Certenoli si terrà la premiazione delle scuole che hanno partecipato al concorso dell'Ottobre Colombiano in Fontana Buona. Quest'anno i temi da affrontare erano due: Cristoforo Colombo e l'avventurosa traversata dell'oceano e dopo Colombo personaggi con origini fontanine diventati famosi in America. Tutti gli elaborati resteranno esposti nella sede dell'Ascito fino alla fine della prossima settimana. L'Associazione Culturale Carrogio Dritto di Rapallo propone la conferenza L'arte medica nel genovese e la famiglia Liceti. Interviene il dottor Sandro Pellegrini, inizio alle 16 a Villa Quirolo di Rapallo. Per i corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo, sempre alle 16 a Villa Quirolo, il docente Antonio Farina tratterà l'argomento Charlie Chaplin e le luci della città. Si parlerà di allerta regionale, prevenzione e misure di autoprotezione del cittadino nell'incontro con il coordinatore della protezione civile della Croce Verde Chiavarese, Rinaldo Lavaggi. L'appuntamento è alle 16 nella sala Aldo Solari del Circolo Acli Fanin di Chiavari. Onori al Presidente, vita e pensiero di Giuseppe Saragat e il titolo della conferenza in programma alle 16:30 all'Hotel Stella del Mare di Chiavari, iniziativa a cura della Federazione Italiana Associazioni Partigiane. Sempre alle 16:30 nei locali dell'Associazione Spazio Aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, la psicoterapeuta Elena Da Crema terrà una conferenza di psicologia su gli errori delle donne in amore. L'Associazione Culturale Il Bandolo presenta Arte in giallo, tracce, indizi, indagini alle 17 nel piccolo auditorium della Filarmonica di Chiavari. Interverranno Paolo Bensi, docente di Storia Sociale dell'Arte dell'Università di Genova, e la scrittrice Valeria Corciolani. Sempre alle 17 al Teatro delle Clarisse di Rapallo, concerto in memoria di Elio Devoto, evento di chiusura della 28ª edizione di Portofino Classica International Music Festival, organizzato dall'Associazione Musicale Sant'Ambrogio di Rapallo. Sul palco il trio composto da Andrea Cardinale al violino, Rachele Rebaudengo al violoncello e Alessandro Magnasco al pianoforte. Uno spettacolo per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale lo porta in scena l'associazione Lupus in Fabula sul palco del Teatro della Lavagnina di Seste Levante. La rappresentazione, dal titolo Centenario per non dimenticare, avrà inizio alle 21. Musica al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure, a partire dalle 22:15 concerto di musica jazz con il trio Colombo, Quinta Valle, Zirrilli, che proporranno il progetto Power to the People. Con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione delle TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.